Amici di Verde a Nord-Est, bentrovati, saluto il Cavalier Paolo Bruni e naturalmente tanti complimenti, un giorno di festa, 20 anni del CSO e il regalo è una nuova sede, Cavalier Bruni. Sì, non è stato un regalo, in dir la verità, perché ci siamo dovuti impegnare notevolmente per acquistarla con tanti soldini uno sull'altro, però certamente è un grande orgoglio, motivo di grande orgoglio, dopo 20 anni che siamo stati in affitto in una sede poco distante di qui, in affitto dalla Regione Emilia-Romagna, essere riusciti a dotarci di una sede propria. È certamente un motivo di grande orgoglio, di un successo avvenuto nel tempo, di una operazione che i nostri soci hanno voluto e sostenuto e quindi un senso di appartenenza che fa onore certamente al CSO Italy, ma oserei dire, visto il grado di rappresentatività che abbiamo oramai in molte regioni d'Italia, fa onore a tutta l'ortofrutta italiana. Di questi 20 anni noi siamo stati testimoni con le nostre telecamere di buona parte della vostra attività. Abbiamo sempre visto una crescita costante e soprattutto una grande capacità di fare squadra. Beh, quella direi che è stata la prima mission del CSO ancora 20 anni fa, poi sviluppatasi, ma la mission è stata proprio quella di mettere insieme aziende che sono tra loro concorrenti sui mercati e quindi cercano di sgomitare per conquistare nuovi clienti, ma di metterli insieme per promuovere l'ortofrutta italiana dando dei servizi che ognuno di loro da solo non può farsi, e questo credo sia stato il motivo di successo di questi 20 anni di CSO Italy. Al di là dei numeri, Cavalier Bruni, che cosa è cambiato in questi 20 anni nel mondo dell'ortofrutta? Beh, l'abbiamo visto nelle slide che ha illustrato il direttore, si sono modificate molte cose, oltre all'allargamento direi esponenziale della nostra base sociale che è passata da 17 a 68 soci, prima solo in Emilia Romagna, Piemonte e Veneto e adesso in 14 regioni italiane, però al di là di questo penso ai consumi, che in questi 20 anni i consumi nazionali sono terribilmente calati nel nostro paese, sono aumentate un po' le esportazioni, ma non tanto da colmare il calo dei consumi, da cui deduciamo con grande facilità l'imperativo per noi, per le nostre imprese, è esportare sempre di più, quindi abbattere quelle barriere fitosanitarie. Abbiamo istituito qua dentro negli ultimi anni un apposito ufficio fitosanitario per collaborare con Ministero e Regioni per conquistare nuovi mercati abbattendo le barriere che ci sono. Tanti progetti alle nostre spalle, li vediamo testimoniati in questi cartelloni. È cambiato anche il modo di comunicare l'ortofrutta? Sì, questo è molto vero. Noi abbiamo cominciato fin dall'inizio con un progetto che si chiamava Mr. Fruitness, che promuoveva la frutta e la verdura nei paesi del nord Europa. Adesso, proprio in queste settimane, ci siamo aggiudicati 3 nuovi progetti per il Medio Oriente, per gli Stati Uniti, per molti paesi dell'Unione Europea, e dove in maniera nuova, che va maggiormente ad interessare anche la fascia giovanile dei consumatori, perché i giovani mangiano poca frutta e poca verdura, invece bisogna abituarli a mangiare più frutta e più verdura, e cercheremo di conquistare appunto nuovi nostri affezionati clienti di frutta e di verdura. È la mission per i prossimi 20 anni, Cavalier Bruni? È certamente una di quelle principali, quella di conquistare nuovi consumatori del mondo con l'ortofrutta italiana. È sicuramente la mission principale, e il CSO è un centro servizi ortofrutticoli, non siamo noi che dobbiamo esportare, sono i nostri soci, ma noi cerchiamo di tenerli insieme perché lo facciano. Grazie al Cavalier Paolo Bruni, presidente di CSO.